2,2 per 10 alla meno 8 secondi. Per calcolare la velocità dobbiamo dividere il percorso compiuto, ricordate che era di 8 metri e 4, per il tempo di volo. Abbiamo circa 2,6 per 10 alla 8 metri al secondo, ora lo scriverò qui. La velocità in unità di 10 alla 8 metri al secondo è 2,6. Ecco la velocità del gruppo di elettroni quando la tensione sul Van de Graaff è di 500.000 di volt. Perciò possiamo dire che l'energia cinetica di ogni elettrone è 0,5 milioni di eletron volt. Segniamolo sul nostro grafico. Prima lo scrivo qui. L'energia cinetica in unità MeV è 0,5. Devo quadrare la velocità. È circa 6,8. Il quadrato della velocità è circa 6,8 per 10 alla 16 metri quadrati per secondo quadrato. A 0,5 metri. Viene circa qui. Bene, il risultato è fuori della previsione della meccanica newtoniana. Proviamo ancora con un'energia maggiore. Aumenterò la tensione del Van de Graaff fino a 1 milione di volt, il doppio di prima. Significa che diamo agli elettroni un'energia cinetica di 1 milione di electron volt. Il tempo di volo è minore di prima, è abbastanza vicino a 3,1 divisioni. La velocità è circa 2,8. In questa unità. Il suo quadrato è circa 7,8. A 1 metro 7,8 per 10 alla 16 metri quadrati per secondo quadrato viene circa qui. Il risultato è ancora più fuori della previsione della meccanica di Newton. Ci servono più dati per vedere che succede. Quinteremo il Van de Graaff fino al massimo a cui può andare. Cioè fino a 1,5 milioni di volt. L'energia cinetica ora sarà il triplo di quella che avevamo nella prima prova. Questa volta entrambi gli impulsi stanno un po' a sinistra delle linee di divisione grosse, quello a destra un po' più dell'altro. La distanza è circa 2,95 divisioni.